portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Risale esattamente a 2 anni fa il primo caso di coronavirus nel Friuli Venezia Giulia, e precisamente a Gorizia. Era un sabato, lo ricordo davvero come fosse ieri, 29 febbraio 2020. Il mondo è cambiato. Rammento quando nell'arco di pochi minuti ricevetti diverse telefonate, l'assessore regionale Riccardi, il direttore generale di Asugi Poggiana, il responsabile in regione della società presso cui lavorava appunto il primo caso Covid, un goriziano. Letteralmente in questi 2 anni il mondo è cambiato, è cambiata anche la nostra città. Abbiamo avuto un susseguirsi di notizie, informazioni, il conteggio dei contagi, il numero dei morti a Gorizia come su tutto il territorio della regione, l'incertezza dei cittadini, cosa fare, cosa non fare, quali erano i pericoli cui si andava incontro, la necessità all'improvviso di fornire servizi dai bambini agli anziani che rappresentavano senza dubbio l'anello più debole, fornire i servizi essenziali, non lasciare soli i nostri cittadini, la paura tra i giovani e i meno giovani. Rammentiamo tutti poi, dopo anche la seconda ondata, la paura per il danno economico, la paura per tutti coloro, titolari o dipendenti, che avevano chiuso la propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale, o chi vi lavorava, avrebbero mai riaperto, quando avrebbero riaperto, in quali condizioni e come sarebbero riusciti a sopravvivere fino a quel momento. Un grazie davvero immenso al personale ospedaliero, a cui dovremmo fare letteralmente un monumento, ma anche a tutti coloro che comunque sono rimasti a lavorare in trincea per fornire tutti gli altri servizi ritenuti essenziali ai cittadini. Ma avevamo tutti una grande consapevolezza: nessuno doveva rimanere solo, soltanto insieme. Solo insieme saremmo riusciti a superare questa tragedia, questo dramma che aveva impattato sulla nostra comunità. Adesso si sono aggiunte nuove paure, certamente ancora la paura economica, la paura legata ai maggiori costi energetici, che perciò costringerà molte imprese a non riaprire, a costi che naturalmente aumentano e tante famiglie non sono in grado di sopportare. E anche di questi giorni la paura ucraina, la paura di una guerra che è scoppiata improvvisa letteralmente sulla soglia di casa nostra. Stringiamoci, lo abbiamo fatto nelle tragedie in questi ultimi 2 anni, continuiamo a farlo. Le istituzioni sono con tutti noi, con tutti voi. Io ci sono. Perciò l'importante è la consapevolezza che insieme stiamo uscendo dalle tragedie degli ultimi 2 anni, insieme usciremo anche da queste paure e da questa tragedia.